è stabile, guarda, ancora 28. Guarda, Sassoni, che ieri è stato ero rimasto in testa a un rally di autoterra, c'è una carenza di dato, capito quello di Coppa degli anni. Temperatura splendida, perché 12-30 gradi, 19 slittamenti, praticamente vita è tranquillina, ma andava da favola, una leggera brezza, il cielo completamente verde. Anch'io domenica scorsa, a 9 giorni fa, sono stato al mare, marina di Costrino e acqua ancora io un gruppetto l'ho fatto. Veramente tanta gente. A di nuovo per i finali, Radio India Eco dei 35 euro. Sì, a Luca, sì, hai ragione. Al bagno, guarda, oggi fai passeggiando da noi, bisogna andare al lavoro, ho fatto un giro di cosa c'era di gente in acqua, faceva paura perché ti dico, sicuramente calda ancora perché con le temperature, oggi a mezzogiorno abbiamo toccato al sole 31 gradi, quindi non era, non lo so, guarda, è fuori dal normale. Comunque oggi parlavo qua con mia moglie, nel 2008 quando sono venuto giù in Toscana, dei miei parenti che sono venuti giù al 4 ottobre, sono partito di qua da Ventimiglia, che era una domenica, il 4 ottobre, sono venuto giù e sono stato una settimana di Toscana e ho fatto una settimana calda come ad agosto. Ero andato a trovare mio cugino a Poggibonsi, in quella piana c'era alle 2 e mezza, 3 del pomeriggio, c'era da morire, la macchina con l'aria condizionata accesa come ad agosto. È stata veramente anche nel 2008 e io poi che mi ricordo io, 95, quando mi sono sposato al 15 di ottobre, una giornata come oggi, guarda, oggi